Se non è allarme igienico-sanitario ormai poco ci manca. Porto Empedocle è letteralmente invasa dalla spazzatura. È il quarto giorno che la raccolta è ferma. I netturbini in servizio nella città di Vigata hanno deciso di fare sul serio. Se non ci pagano almeno 2 stipendi non torniamo al lavoro. Sui loro volti la rabbia e la disperazione. Rivendicano 6 mensilità arretrate, una situazione divenuta ormai insopportabile. La ditta per la quale lavorano dal canto suo vanta un credito di 8 mensilità, ma dalle casse del comune di Porto Empedocle i rubinetti sono chiusi, ma non per tutti, come ha denunciato ieri il sindacalista della CISL Umberto Nero. Ci sarebbero insomma figli e figliastri, per intenderci. L'amministrazione comunale avrebbe infatti pagato regolarmente gli stipendi ai dipendenti comunali, non curandosi invece di versare delle somme a favore del comparto dei rifiuti, in modo che venissero pagati un paio di stipendi agli operatori ecologici. Il problema non sono i dipendenti comunali, comunque si è affrettato a precisare Nero della CISL, ma il vero problema è la mancanza di risposte alle legittime aspettative dei netturbini, di decine di famiglie che non hanno un'entrata fissa ormai da mesi e mesi. È chiaro che la situazione sia tesa e che possano nascere fraintendimenti, ma chiariamo, nessuno ha problemi con i dipendenti comunali che hanno diritto allo stipendio, così come ce l'hanno coloro che garantiscono ogni giorno con il loro lavoro la pulizia della città. Sale la tensione a Porto Empedocle e tra i focolai accesi c'è anche quello alimentato dai cittadini, da quei cittadini che pagano regolarmente e profumatamente la tassa per poi dover convivere con il cattivo odore e vedersi sommersi dai rifiuti.